Noi abbiamo il compito di preservare la serenità dei bambini e quindi la scuola funziona nell'assoluta normalità. I genitori ci hanno ringraziato, gli insegnanti vengono nonostante l'aggressione di ieri. È in corso un'indagine da parte delle forze dell'ordine e noi facciamo di tutto per non intralciare nulla, ma fare in modo che i bambini vivano le giornate normali. Abbiamo detto ieri in questa assemblea con i genitori, ognuno valuti per il proprio figlio, se ha voglia di vedere i compagni portatelo a scuola, se ha dei turbamenti valutate di tenerlo a casa. E così è stato. Le accuse sono pesanti però. Ognuno conosce la lingua italiana e sa leggere quelle accuse. Ogni racconto è un racconto, poi bisogna vedere quali sono i fatti. È più lontana la verità adesso, dopo il fatto di ieri? Io sono colui che ha licenziato un docente di ruolo e uno dei due dirigenti per cui nei vostri telegiornali si vedeva un maestro che strattonava mesi fa. Tecnicamente dico che se si voleva controllare in condizioni normali bisognava tacere. Lei ha sentito la maestra aggredita? Come sta? La maestra è trattenuta per accertamenti, credo che sarà dimessa a breve. Sta bene dopo il primo shock e rispondeva normalmente ai familiari. Cosa le ha detto? E anzi ne approfitto per fare gli auguri. Cosa le ha detto? La sua reazione qual è stata? La sua reazione? Non parlo, ho parlato troppo di singole persone, parlo della scuola. Noi siamo qui per la comunità. Questa è una scuola con 37 etnie. È venuto Renzi il giorno dopo la fiducia al governo e si è visto cantare l'inno da una tavolozza di facce di tutti i colori. La violenza non l'avevamo mai conosciuta dentro a scuola, è stato un atto inconsulto. Le altre cose raccontate, che sarebbero orribili solo se fossero vere all'1%, le lasciamo agli inquirenti perché è la loro professione e attività dovuta. Ci sono state minacce nei confronti delle maestre in questi giorni da parte di alcuni genitori. Mi dicono, ma non ero presente, che l'aggressore della maestra ha detto state attenti. Dopodiché credo di avere letto che è anche stato identificato dalle forze dell'ordine. Quindi credo che questa sia la scuola più sicura del mondo in questo momento, perché bisognerebbe essere fuori di testa per presentarsi qua con voi, a cominciare da voi, poi con... sarebbe la pistola fumante, no? Nei prossimi giorni, e poi mi pare che ogni tanto passi anche come segnale, ma per carità è tutto assolutamente tranquillo. I genitori sorridevano arrivando, quelli che hanno ritenuto per loro ragioni di tenere oggi e domani il bambino a casa, va benissimo, lo abbiamo concordato, prima i bambini. Tante assenze? No, diciamo che in un asilo non c'è mai il pieno ordinariamente. C'è un po' di più assenze che gli altri giorni, ma se io vi facessi entrare c'è l'atrio pieno perché stanno preparando la festa di fine anno, normalmente festa che terremo all'aperto come tutti gli anni. Quindi verranno fra un po', forse o domani, non ricordo, i genitori a portare gli arnesi per la festa. L'impegno è che i bambini non vivano come noi adulti questo momento. Voi siete molto interessati alla dicitura pruriginosa perché siamo degli adulti. I bambini, ammesso che dietro a quei racconti ci sia qualche cosa, l'hanno vissuta in tutt'altro modo. Ammesso che ci sia qualche cosa, e io sono convinto che non ci sia, ma ho gli elementi che avete tutti voi, perché si tratta di bravissime maestre, di lungo ruolo, che sono qui talvolta da 15 anni e di cui questi quartieri hanno conosciuto l'insegnamento per il primogenito, il secondogenito, il terzogenito, talvolta ci sono ex allievi che vengono a salutare le maestre. Quindi, per carità, lasciamo alle forze dell'ordine fare la loro parte.
Noi siamo degli educatori e dei creatori di cittadinanza. Non vi faccio entrare in scuola, ma vi assicuro che è l'atrio pieno e tutti in duplice cerchio a provare le canzoni per la festa di fine anno.